mondo. Ieri sera i profughi che si erano allontanati dalla base di Cona dopo essersene andati da Malcontenta hanno trascorso la notte in una struttura a Spinea. I migranti vorrebbero raggiungere la prefettura. Il passaggio di Sappada al Friuli, tra chi ha votato sì anche il deputato grillino Federico D'Inca. Ora fermiamoci, dice, io ho chiesto un fondo per i comuni di confine. Furti e rapine in aumento nel periodo che anticipa le feste di Natale nel Trevigiano. A Paderno del Grappa ieri sera rapina a mano armata in farmacia, nella notte poi rubata la cassaforte in un supermercato. Tragico incidente ieri sera a Motta di Livenza, in uno scontro frontale ha perso la vita un imprenditore agricolo, vedovo e padre di 3 figlie. Allarme FAS, si allarga ulteriormente la zona rossa a rischio inquinamento, intanto le mamme dei comuni interessati chiedono un incontro tra Regione e Ministero. Da Castelfranco il caso di un genitore obbligato addirittura dai carabinieri ad andare a prendere la figlia tredicenne a scuola, come prevede la nuova normativa. Tapparelle e termosifoni rotti, la scuola materna di Cavanella d'Adige, frazione di Chioggia, va risistemata, ma al posto del comune ci pensano i genitori. Prima edizione dei telegiornali di Antenna 3, buongiorno e ben ritrovati. In primo piano, dunque, lo avete sentito anche dai nostri titoli, la lunga marcia dei profughi che nei giorni scorsi avevano lasciato il centro d'accoglienza di Conetta, avevano trascorso alcuni giorni nel Padovano per poi far rientro in provincia di Venezia, prima a Malcontenta, ora a Spinea, dove hanno trascorso la notte, e anche questa prima mattinata stanno decidendo il da farsi, vorrebbero un confronto con il prefetto. Ma allora ci colleghiamo telefonicamente con Anna Maria Parisi per fare il punto della situazione. Buongiorno Anna Maria, a te la parola. Sì, buongiorno da Spinea, dove si trovano ancora qui presso la sede della cooperativa CSSA di Via del Commercio i 60 profughi rivoltosi, chiamiamoli così, in fuga da Cona. Sarebbero dovuti partire questa mattina alle 9 alla volta di Venezia per arrivare in prefettura e continuare la trattativa con il prefetto, ma così non è stato. Gli agenti della questura con la volante presente qui sin da ieri sera insieme alla Celere, molti dirigenti hanno impedito loro di andare via dalla struttura che li ospita, ripeto, da ieri sera. Perché? Perché comunque i migranti hanno detto che loro vogliono continuare le trattative con il prefetto ed esclusivamente con lui, ma il prefetto non vuole cedere, diciamo così. Che cosa chiedono ai migranti? Lo sappiamo, l'abbiamo detto più volte nel corso delle nostre dirette, loro non vogliono tornare alla base perché vogliono essere ospitati presso alcune famiglie o comunque presso una struttura che abbia delle stanze più confacenti alle loro richieste. L'abbiamo detto anche nel corso della diretta di ieri, i migranti non vogliono tornare a Cona perché dicono la base che li ospita è fatiscente, ci sono condizioni igienico-sanitarie al limite della sopportazione umana, fa troppo freddo, si mangiano sempre le stesse cose, mangiano sempre continuamente pasta e questo a loro non sta bene. Quindi loro proseguono con la loro protesta intenzionati a non mollare di un passo, a dare loro manforte anche tanti volontari e le tante associazioni di volontariato che, e non soltanto con la Caritas compresa, che si stanno occupando di loro in questi giorni, cioè da quando sono andati via da Cona. Ricordo che i primi 200 che se ne erano andati hanno trovato sistemazione fuori dalla caserma e così vogliono fare anche questi 60. Per il momento da Spinea è tutto e restituisco la linea. Grazie, buon lavoro ad Anna Maria Parisi. Anche il prefetto di Padova è intervenuto dopo la marcia dei profughi di Cona e parla della situazione al centro d'accoglienza di Bagnoli, annunciando un calo di presenze in questi mesi. La gestione delle grandi strutture d'accoglienza non è mai stata facile e le proteste potrebbero ripetersi fino a quando hub sovraffollati continueranno ad esistere. Il prefetto di Padova interviene a 48 ore dalla marcia dei profughi di Conetta, arrivati fin sotto le finestre del suo ufficio a Padova. Questa volta però, secondo Franceschelli, i migranti sono state mere pedine.
In questo caso, come ha ben evidenziato il collega di Venezia, esiste una strumentalizzazione intorno a questi ragazzi da parte di chi ne fa ovviamente un'altra questione che non è solo il loro benessere, ma è probabilmente una questione di tipo più politico. Dunque, in linea con la diocesi di Padova e la prefettura di Venezia, che ora ha riportato i profughi nel suo territorio dopo le 2 notti trascorse a Pieve di Sacco e Padova. Nella nostra provincia resta però il nodo di Bagnoli di Sopra, non nuova proteste. Qui però le presenze all'interno dell'ex base militare di San Siro, secondo gli ultimi dati forniti dal prefetto, sono diminuite e sono ben al di sotto delle 750 registrate a febbraio di quest'anno. Oggi a Bagnoli ce ne sono 450 e ovviamente è il risultato di un lavoro costante e qualche volta non apprezzato da qualche sindaco, però è un lavoro costante di svuotamento e di coinvolgimento dell'accoglienza diffusa, cercando nuove soluzioni sul territorio. Anche lì a febbraio erano 68 i comuni che non accoglievano nessuno e quindi solo una quarantina quelli che invece accoglievano. Oggi il rapporto si è invertito. Altro tema in primo piano, il passaggio di Sappada al Friuli Venezia Giulia dopo il voto alla Camera di mercoledì. Tra i 257 voti favorevoli anche quello del deputato grillino Federico D'Inca, che dice: ora fermiamoci, io ho chiesto che venga creato un fondo per i comuni di confine. Sentiamolo. Credo che i referendum vadano rispettati, però adesso è il momento di fermarsi tutti quanti. Ho chiesto e credo che otterremo un fondo per i comuni di confine, un fondo che possa mitigare le differenze tra una regione ordinaria ed una speciale, in modo tale che possiamo aspettare finalmente i risultati della trattativa Stato con la regione Veneto e in più anche avere maggiore autonomia per la provincia di Belluno, perché la provincia di Belluno è in difficoltà, soffre uno spopolamento che è mostruoso e che distruggerà, farà eutanasia lenta della cultura storica di questi territori che sono bellissimi. Bene, per questo motivo dico adesso fermiamoci, perché vi sono altri 33 comuni che vogliono passare in regioni speciali. Questo è il momento di fermarsi e di poter avere finalmente l'autonomia del Veneto. La cronaca, non solo volontariato nella vita di Rina Junior a Padova, accertati infatti decine di incontri con pregiudicati per l'acquisto di droga e ora rischia la libertà vigilata. Giuseppe Salvatore Rina, il terzo figlio di Totò, il capo dei capi di Cosa Nostra, rischia la restrizione della libertà vigilata, regime di cui gode da quando è a Padova, ovvero dal 2012. Tra settembre 2016 e maggio 2017, infatti, secondo le indagini, il giovane si sarebbe incontrato con alcuni pregiudicati all'Arcella per l'acquisto di droga e lo avrebbe fatto alla sera tra le 22 e le 7 del mattino, fascia oraria durante la quale ha l'obbligo di rimanere in casa. Questi fotogrammi, inviati alla Direzione Distrettuale Antimafia di Venezia, hanno messo in allarme i magistrati che ora chiedono una restrizione della misura. L'acquisto di stupefacente in sé non costituisce un reato, ma tra le regole decise all'arrivo a Padova ci sono quelle del divieto di incontrare pregiudicati e di uscire la notte. Regole invalicabili che costituiscono anche il confine per una valutazione possibile di pericolosità sociale. Ecco il comportamento che, se accertato, potrebbe provocare uno stop al percorso di riabilitazione di Rina Junior, magari trasferendolo in una delle case lavoro gestite dallo Stato in Emilia, Puglia e altre regioni. Attualmente vive a Padova, dove lavora per una cooperativa sociale. A decidere sul suo futuro ora sarà il giudice entro pochi giorni. Tragedia ieri sera a Motta di Livenza, in provincia di Treviso. In uno scontro frontale ha perso la vita un imprenditore agricolo, vedovo e padre di 3 figlie. Lo scontro frontale, l'auto che carambola a decine di metri di distanza, il disperato tentativo di rianimare il conducente, risultato poi vano. È la drammatica sequenza dell'incidente costato la vita ieri sera a Motta di Livenza a un imprenditore agricolo di 57 anni, Renato Bragato, a bordo della sua Fiat 500. Verso le 19 stava procedendo lungo via Aldo Moro. Durante la manovra per svoltare nell'area del distributore di benzina Vega, la tragedia. Dall'altra direzione sopraggiungeva la Fiat Punto Bianca di un giovane diretta verso Cessalto. Devastante l'impatto, con l'imprenditore morto praticamente sul colpo. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per estrarlo dall'abitacolo in cui era rimasto incastrato. Illeso ma sotto shock l'altro conducente.
a carico del quale la Procura della Repubblica avvierà ora un'inchiesta con l'accusa di omicidio stradale, necessaria per appurare le responsabilità del sinistro mortale. Bragato era molto conosciuto in città, era titolare dell'azienda agricola Almorer di via Redigole Vecchia a Malintrada. La moglie Giuliana era morta di malattia un paio d'anni fa, il 57enne lascia 3 figlie. Restiamo nel Trevigiano perché questo periodo che anticipa le feste natalizie registra un incremento di furti e rapine. Ebbene, a Paderno del Grappa ieri sera rapina a mano armata in farmacia, nella notte poi rubata la cassaforte di un supermercato. Ci racconta tutto in collegamento Lina Paronetto. Buongiorno Lina. Sì, buongiorno Francesca, e in effetti purtroppo il periodo che anticipa le feste di Natale dal punto di vista della piccola criminalità è sempre molto complesso. Ieri sera a Paderno del Grappa c'è stata una rapina a mano armata, come dicevi bene tu, alle 18:45 in farmacia, quindi poco prima dell'orario di chiusura. Il titolare 62enne si è visto entrare in negozio 2 individui col passamontagna calato in faccia, uno dei 2 impugnava una pistola, si sono fatti consegnare l'incasso che aveva nel registratore, circa 1.000 euro, e sono fuggiti. Sul caso stanno indagando i carabinieri, che nella notte poi sono dovuti intervenire anche a Morgano, sempre nel Trevigiano, perché poco dopo mezzanotte in via dei Molini è scattato l'allarme di un supermercato, il supermercato De Spar, dove 4 individui sono riusciti a entrare ad asportare proprio di peso la cassaforte contenente 7.000 euro. L'allarme è scattato, sul posto la sorveglianza, i carabinieri come detto, però dei 4 ladri non c'era più traccia. Quando sono arrivate le forze dell'ordine, le telecamere hanno ripreso una Volvo bianca in fuga, appunto con tanto di cassaforte pesante, ma per i 4 insomma non c'è stato problema a portarla via. Questo per quanto riguarda la cronaca delle ultime ore dal Trevigiano, ti restituisco la linea. Grazie anche a Lina Paronetto. Manette per un 41enne veneziano che aveva provato a sottrarsi alla giustizia. I dettagli. Evade dai domiciliari ma viene ricatturato dai carabinieri dopo poche decine di metri. I militari si erano presentati a casa sua alla Giudecca nel pomeriggio di giovedì durante una serie di controlli sul rispetto delle regole e delle misure detentive. Constatata la sua assenza hanno iniziato le ricerche, ritrovando in pochi minuti il 41enne alla fermata del Vaporetto di Saccafisola. L'evaso, che stava scontando 4 mesi di detenzione domiciliare per furto aggravato, si è giustificato dicendo che aveva bisogno di fare della spesa in un centro commerciale di Mestre. Spiegazione che non ha convinto gli investigatori. Per il veneziano è scattato l'arresto in flagranza. E i carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale del Comando Provinciale di Venezia hanno restituito ad un cittadino veneziano uno stemma araldico del XVI secolo. L'importante bene, del valore stimato di oltre 45.000 euro, scolpito dal famoso scultore Jacopo Sansovino. Ecco, lo vedete nelle immagini. Era stato trafugato tra il 20 e il 21 febbraio 2010 da Palazzo Carminati a Venezia. Il prezioso manufatto è stato individuato grazie ai numerosi controlli delle vendite online che vengono effettuati giornalmente dai carabinieri del comando. 2 le persone denunciate per il reato di ricettazione. Ed ora torniamo a parlare dell'allarme inquinamento da FAS, perché si allarga quella che è definita la zona rossa. Allora ci racconta tutto in collegamento telefonico Gabriella Basso. Buongiorno. Buongiorno a te, telespettatori di Antenna 3. Si allarga la zona rossa, la causa sta proprio nei nuovi limiti fortemente voluti dalla Regione Veneto, che sono molto bassi. Cosa succede? Di fatto comuni come Sossano, Campiglia dei Berici, Orgiano e forse anche Agugliare e Valliona, che prima con i limiti vecchi molto alti erano fuori, oggi con i nuovi limiti appunto posti dalla Regione rientrerebbero nella cosiddetta zona rossa, con tutti gli effetti e le conseguenze. E intanto però anche le mamme no FAS, i comitati vari, i Legambiente tornano sul piede di guerra per, dicono loro, continui rimpalli di responsabilità, e lanciano una sfida: avere un confronto diretto tramite una tavola rotonda tra Regione e Governo per chiarire una volta per tutti gli interrogativi in sospeso. Per il momento è tutto, la linea può tornare allo studio.
Grazie Gabriella. Ed ora le popolari venete, iniziata oggi a Roma e subito rinviata l'udienza preliminare nei confronti di 11 imputati che devono rispondere a vario titolo di aggiotaggio ostacolo all'attività di vigilanza, tra loro anche l'ex direttore generale di Veneto Banca Vincenzo Consoli. Intanto iniziativa senza precedenti di un'associazione di risparmiatori delle popolari venete. Vediamo che cosa si preparano a fare nel prossimo servizio. La maledizione del crack BPV, vite a brandelli, dopo aver perso poco, molto o persino tutto, i risparmiatori oggi combattono una guerra politica e giudiziaria tra proteste di piazza e il tentativo disperato di riuscire a recuperare qualcosa. Così a 19 giorni dal maxi processo del 12 dicembre, con protagonisti 7 imputati, tra cui l'ex presidentissimo Gianni Zonin, è partita la corsa per costituirsi parte civile, ma anche quella per insinuarsi al passivo, condizione necessaria per poter accedere al fondo vittime da reati finanziari per il risarcimento delle perdite subite. Sì. L'insinuazione al passivo bisogna farlo il prima possibile, entro gennaio. Per chi vuole insinuarsi al passivo, l'associazione Zellino Terzo da Onara suggerisce di accedere al sito in sovraimpressione e compilare l'apposito modulo. E intanto Patrizio Miatello si prepara a partire per Ginevra. La sua è un'iniziativa senza precedenti, portare all'ONU il crack delle popolari venete. Andiamo all'ONU, a Ginevra, in quanto vogliamo portare questa vicenda del crack delle banche popolari venete, che sarà un esempio per l'Europa e per il mondo, perché noi siamo fiduciosi che la politica che si è ravveduta in questi ultimi periodi troverà una soluzione per il risparmio tradito e sarà un esempio per tutto il mondo. Quindi insomma la politica italiana è davanti alla vetrina del mondo? Certo, e quindi noi siamo solo fiduciosi che ci faranno fare bella figura. Sarebbero 38 i lavoratori in esubero alla Safilo di Padova. I sindacati chiedono di aprire un percorso che privilegi le uscite volontarie. Impiegati, dirigenti e anche 3 operai. Sono 38 gli esuberi che riguarderebbero la sede Safilo di Padova. CGIL e CISL e UIL temono che se il rilancio del marchio non andasse secondo i piani aziendali potrebbero seguirne altri. L'azienda ha parlato di semplificazione del lavoro e della struttura in una logica di flessibilità e agilità. I sindacati chiedono si apra un percorso di accompagnamento incentivato alla pensione e forme di uscita volontaria. Ci fermiamo adesso per qualche minuto di pubblicità, tra poco. Di nuovo in diretta per parlare di prevenzione del tumore al seno, perché è una vera e propria battaglia, quella che le donne vogliono combattere contro la nuova normativa regionale che ha reso a pagamento alcuni esami fondamentali per la diagnosi del cancro al seno. Tumore al seno, quando un esame ti salva la vita, è la storia di Roberta che nel 2012, a 43 anni, ha scoperto di avere un tumore al seno dopo un controllo che lei aveva deciso di effettuare, dato che lo screening in Veneto parte dai 50 anni, ma è stato l'ulteriore scrupolo di un medico che le aveva prescritto anche una risonanza magnetica a salvarle la vita. Effettivamente poi è uscito che c'era un altro nodulo, che però non si era visto né con la mammografia e neanche con l'ecografia. Quindi per me questo è stato un esame, diciamo, salvavita. È seguito l'intervento chirurgico e le cure, durante le quali Roberta ha conosciuto e fatto amicizia con tante altre donne, ed è lì, nei reparti di oncologia, che si è resa conto di quante siano le donne malate di cancro e di come il tumore colpisca sempre più in giovane età, quando la prevenzione è affidata solo allo scrupolo e al portafoglio. Se facciamo prevenzione, facciamolo in maniera seria. Se andiamo a togliere esami non so quanto possa essere d'aiuto effettivamente. Poi l'età si è abbassata, alle ragazze giovani non viene consigliata la mammografia, quindi dico almeno fate l'ecografia, insomma, però partiamo anche da un'età più giovane. Sicuramente i tagli negli esami della prevenzione previsti dalla nuova normativa della Regione Veneto sono dettati da ragioni economiche, ma si chiedono le donne che hanno vinto o stanno combattendo la battaglia contro il cancro: si può risparmiare sulla vita delle persone? Secondo me costiamo di più se siamo ammalate che no? Alla sanità, quindi curare tante donne, anche giovani, implicano dei costi, credo, molto più alti rispetto che a fare una prevenzione fatta bene.
Ed ora da Castelfranco Veneto la storia di un genitore obbligato addirittura dai carabinieri ad andare a prendere la figlia tredicenne a scuola, come prevede la nuova normativa fatta applicare in maniera rigorosa dalla dirigente scolastica, anche se la ragazzina abita a meno di 100 metri di distanza dalla scuola. Ha chiamato i carabinieri, una dirigente scolastica di Castelfranco Veneto, per obbligare i genitori di una ragazzina di 13 anni, studentessa delle scuole medie, ad andare a prendere di persona la figlia a scuola, come prevede la contestata legge, che la stessa dirigente aveva recepito emanando una ventina di giorni fa un'apposita circolare prevedendo che i minori di 14 anni non potessero più lasciare l'edificio se non accompagnati. L'alunna in questione, 13 anni e mezzo, abita, secondo il conto fatto dai genitori, a 86 metri dalla scuola, ma malgrado questo mercoledì mattina la preside ha addirittura chiamato i carabinieri per costringere i genitori ad andare a prenderla. Furioso il padre della ragazzina, alla fine dice: sono andato a prenderla ma la situazione è imbarazzante. La dirigente dice che se non accompagniamo a casa i nostri figli siamo responsabili di abbandono di minore, ma noi siamo disponibili a firmare la liberatoria prendendoci ogni responsabilità. Una possibilità però, dicono dalla scuola, che non è ancora stata prevista dalla normativa, e finché questo non avverrà la legge sarà applicata rigorosamente. E in provincia nel Chioggiotto c'è una scuola materna che va risistemata e allora ci pensano i genitori. Se non interviene il comune ci pensiamo noi. Il comitato civico di Cavanella d'Adige, frazione di Chioggia, è andato in ricognizione alla scuola materna per risistemare le tapparelle rotte e un termosifone caduto a terra. Semplici interventi di routine, ma per cui, hanno dichiarato i cittadini, non ci sarebbero i soldi. I membri del gruppo, sempre molto vicini alla scuola, a breve fisseranno un incontro con il sindaco e l'assessore alla pubblica istruzione, decidendo in caso di risposta negativa dunque di farsi carico delle spese di riparazione. Oltre agli interventi necessari, sul piatto ci sarà anche la questione dei trasporti. Da quest'anno infatti il servizio di scuolabus è stato sospeso, con tutti i problemi del caso per i genitori che lavorano e non possono portare i figli all'asilo. Nella giornata di mercoledì il comitato ha anche assegnato materiale didattico alla materna per un valore complessivo di 200 euro, il frutto di una raccolta fondi nel periodo della sagra di Cavanella, dove era stato esposto un cartellone che raffigurava il mondo realizzato dagli stessi bambini. Storico traguardo per la chirurgia padovana con l'intervento numero 1000 all'esofago di miotomia laparoscopica. 1000 interventi per risolvere l'aclasia esofagea, una patologia con sintomi ancora sconosciuti, caratterizzata da una deglutizione faticosa e da un doloroso rigurgito alimentare e fastidio al torace. Lo storico traguardo è stato raggiunto dalla clinica chirurgica dell'azienda ospedaliera. I pazienti sono portati a perdere peso in maniera repentina e la diagnosi è sempre molto difficoltosa. L'ultima terapia è l'intervento chirurgico, delicato e specialistico. Per questo la clinica chirurgica di Padova è la prima al mondo a raggiungere questo traguardo con 1000 interventi. Vi ricordiamo che Antenna 3 ha una nuova applicazione per telefonini e tablet di ultima generazione. Tutta la nostra emittente a portata di un click, dallo streaming in diretta le nostre produzioni e servizi di tutti i telegiornali. Basta scaricare dall'Apple Store e da Google Play Store per cellulari Android la nostra app Antenna 3, scritto staccato e tutto in lettere, per seguire minuto dopo minuto la nostra programmazione e condividere file dei servizi TG o degli approfondimenti. Quindi 20:10, la voce del mattino, ore 13, tutto a vostra disposizione, basta appunto un click su telefonino o tablet. Vi ricordo appunto l'appuntamento con ore 13 subito dopo di noi, si parlerà della sicurezza a Treviso, ospiti in studio il vice sindaco Roberto Grigoletto e il comandante della polizia locale Maurizio Tondato. Questa sera invece 20:10 il caso Sappada e l'autonomia, se ne parlerà insieme a Riccardo Barbisan, consigliere regionale della Lega Nord, e a Graziano Azzalin, consigliere regionale del Partito Democratico. È davvero tutto per questa edizione, vi lascio le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, buona giornata. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Ancora tempo stabile sulle nostre regioni, sia pure con cielo più nuvoloso e clima uggioso. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto cielo irregolarmente nuvoloso ma tempo asciutto e ampie schiarite soleggiate.
locali nebbie mattutine soprattutto sulle pianure centrali. Vediamo ora le temperature, le massime saranno comprese tra 9 e 13 gradi, minime attese tra 5 e 9 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Tempo asciutto e con sole prevalente su buona parte dei settori. Da evidenziare tuttavia nubi sparse e locali addensamenti sul Goriziano e sud udinese. Le temperature massime saranno comprese tra gli 11 e i 13 gradi, minime tra 6 e 11 gradi circa. Concludiamo con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Tempo stabile anche sulla nostra regione, salvo una diffusa e parziale nuvolosità. Cielo localmente coperto sul Trentino e nebbie sulle valli centrali. Temperature massime sui 9-11 gradi, minime attese tra -1 e 6 gradi circa. Il mare sarà poco mosso, localmente quasi calmo nel Golfo di Trieste, i venti deboli nord-orientali lungo le coste e sud-orientali al largo. Per ora dal meteo è tutto, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.